Questo è il Museo Gemellaro di Palermo, dell'Università di Palermo. Siamo nella sala dedicata agli elefanti. Gli elefanti in Sicilia hanno una storia antichissima che comincia con gli elefanti nani. Sì, orientativamente sì. Si tratta di una particolare forma di endemismo che si verifica in Sicilia nel corso del Pleistocene, quindi nel periodo in cui si verifica questo fenomeno climatico ambientale molto particolare, che sono le glaciazioni, e che provocano tutta una serie di cambiamenti dal punto di vista ambientale, quindi anche biologico. Quindi in breve cosa succede? Come si verifica questo fenomeno del nanismo degli elefanti? Che durante questi processi di movimenti ostatici, quindi innalzamento e abbassamento del mare, si creano dei punti di terra che uniscono la Sicilia all'Italia, e in realtà anche a Malta, ma quello che ci interessa di più è l'Italia. In questo momento ponti di terra che ovviamente permettono ad alcuni tipi di fauna di attraversare lo stretto e di trasferirsi in Sicilia, ma siccome le glaciazioni sono più di una, quindi di conseguenza anche i movimenti del mare sono diversi. Allora, questo è l'elefante falconello. questo è Trovato l'elefante nano. a Siracusa, questo, ne hanno trovato uno. Sì, si trovano in diversi. Quindi cosa succede? Che a un certo punto questi animali si ritrovano in Sicilia, isolati, e quindi essendo che alla prima migrazione di fauna dall'Italia le specie sono sostanzialmente erbivore come l'elefante o la tartaruga, in un certo senso non sentono il bisogno di mantenere queste dimensioni, proprio perché non hanno bisogno di difendersi né di nutrirsi così tanto. Allora lentamente, attraverso un processo evolutivo che si verifica in un arco temporale molto esteso, questo elefante, che inizialmente è di quelle dimensioni, si rimpiccilisce moltissimo fino a diventare come quello che c'è in basso. Quello teoricamente è un elefante adulto, però appunto di queste dimensioni. Inizialmente gli studiosi pensavano che il percorso fosse stato da grande a medio a piccolo, mentre in realtà poi studiando si sono resi conto che il passaggio è stato proprio da grandissimo a piccolo e poi da medio. E questo come avviene? Perché appunto c'è una nuova glaciazione, quindi il mare si abbassa nuovamente perché va a formare ghiacciai, e c'è una seconda ondata migratoria di fauna, però questa volta in Sicilia arrivano anche carnivori. E quindi di conseguenza l'elefante torna ad essere più grande, sempre attraverso un processo evolutivo molto lento, proprio per difendersi appunto dai carnivori che arrivano, quindi per esempio il lupo, la iena e altri animali di questo genere. Il primo carnivoro che viene nella prima ondata dell'elefante è la lontra, che altrimenti non è molto piccolo, si ciba di, e quindi l'elefante non ha bisogno di muoversi. Un altro animale di cambiamento è invece la tartaruga, che ha un cambiamento opposto, cioè anche c'è il nanismo e il gigantismo, e quello è un esempio. Questa è una testuggine. L'ho trovata all'Alcamo. Questo ovviamente è il calco. E questo appunto è un esempio di gigantismo che si verifica contemporaneamente al nanismo degli elefanti. E questo è anche in Sicilia così grande? Sì, questo è uno degli erbivori che si trova in Sicilia appunto nel periodo di Barbarossa. Quando ad Alcamo le tartarughe deponevano le uova. Sì, perché insieme alla tartaruga sono stati trovati anche gusci, che sono questi, delle uova. Questo invece è l'elefante nano, per come doveva essere raggiunto da adulto, quindi questo è un elefante adulto, però nano, cioè queste erano le dimensioni effettive di un elefante.
La fauna che accompagna l'elefante nano indica un passaggio da condizioni di clima temperato caldo a temperato freddo. La fauna associata comprendeva vari anfibi, rane, rospi, rettili, tartarughe, lucertole e piccoli serpenti, mammiferi, pipistrelli, ghiri e topi ragno, molti uccelli tra cui una civetta. Questo è un ritrovamento, un giacimento di animali antichi. Immagine inventato, ovviamente tutto poteva essere, però rispecchia la reale fauna che doveva essere in Sicilia in questo periodo appunto. Cioè non si riferisce a un sito in particolare nello specifico. Quindi questo è Questo è un esempio della ricostruzione dell'elefante nano, sì, però è un po' sì. differente dallo scheletro, perché ha le zanne queste divaricate. Anche questa è una ricostruzione. Questa è una ricostruzione dell'elefante, non è fossile insomma. Un calcio, sì.